Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai titoli. Sono 7.000 in Calabria gli ex lavoratori in mobilità in deroga che prestano servizio in enti pubblici e aziende private ad oggi senza contratto e il MIBAC non li vuole. Arturo Bova torna sullo scioglimento dell'ASP di Reggio, c'è tanto malcostume, non è solo 'ndrangheta. I sindacati protestano per il mancato avvio dei lavori di costruzione del nuovo ospedale, i ritardi sono inconcepibili mentre lo Iazzolino sta morendo. Schermaglia sulla data delle prossime elezioni, il centrodestra vuole andare alle urne il 23 novembre, ma Oliverio spinge per l'ultima domenica di febbraio. Ancora buonasera dalla redazione del TG Time. Dunque sono 7.000 in Calabria gli ex lavoratori in mobilità in deroga che prestano servizio in enti pubblici e aziende private, lavoratori che ad oggi sono purtroppo ancora senza contratto. Li abbiamo conosciuti quando erano tra i 25.000 lavoratori nel bacino della mobilità in deroga, poi con la riforma degli ammortizzatori sociali sono diventati tirocinanti. In 7.000 svolgono le proprie mansioni in enti pubblici, aziende private e strutture dei Ministeri della Giustizia, dell'Istruzione e dei Beni Culturali. 500 euro al mese è un destino legato alle disponibilità della Regione e alla volontà di enti e aziende di avvalersi del loro supporto. Ogni 12 mesi si riparte da zero, ecco perché si sentono dei fantasmi. Noi siamo a disposizione dei sindaci, delle amministrazioni, però siamo fantasmi. Di fatto non abbiamo né ferie, se ti fai male non succede niente, una malattia, un permesso non retribuito. Siamo fantasmi, però ogni mattina fin quando ci danno sto lumicino di speranza siamo lì a disposizione delle amministrazioni a fare di tutto e di più. Non voglio nessun posto, voglio solamente questo lumicino di speranza, 500, 600 euro, però deve essere continuativa perché io ho una famiglia e quindi come ce l'ho io ce l'hanno pure gli altri e quindi dateci, dato che siamo utili alla comunità, dateci questa possibilità. La Wiltemp sta seguendo la questione da vicino, tallonando la Regione, proponendo soluzioni e chiedendo ai ministeri di fare chiarezza. Sembra infatti che il MIBAC non abbia intenzione di offrire continuità lavorativa a circa 600 tirocinanti. Stiamo parlando di persone che vengono pagate da una regione che a seguito di tante concertazioni col sindacato si è reso conto che non poteva lasciare a piedi questa gente e un ministero non vuole nemmeno, nonostante le carenze in organico negli uffici dei ministeri, non vuole nemmeno utilizzarli. Col MIBAC siamo fermi, come dicevo, da 4 mesi. Ieri ci siamo fermati alla stanza dell'assessore in quanto anche grazie alla Digos non siamo riusciti ad ottenere un incontro con Patamia, che è il sovrintendente della Regione Calabria, giorno 19, con il quale speriamo di superare questo impasse. Le risorse utilizzate nell'ultimo anno, 28 milioni, sono state garantite in gran parte dai fondi PAC e dai residui provenienti dalle politiche passive. La Wiltemp chiede che oltre al rinnovo dell'impegno economico si trovino soluzioni per i soggetti più anziani e si tenga conto dell'esperienza maturata quando ci sarà la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro. In Calabria ci siamo inventati questo sistema per dare respiro a delle persone che oggettivamente devono pur sopravvivere, con l'intento non di lasciarli con una elemosina a vita, ma con l'intento di creare i presupposti affinché queste persone possano avere un lavoro vero. Noi nelle riunioni che puntualmente facciamo con la Regione chiediamo che si creino i presupposti per un lavoro vero, per loro e per chi un lavoro non l'ha mai avuto. Lo scioglimento dell'ASP di Reggio, Arturo Bova torna sull'argomento e dice c'è tanto malcostume, non è solo 'ndrangheta. La sanità croce e delizia in Calabria. Le ultime vicende, il cosiddetto decreto ad hoc del governo giallo-verde, hanno mostrato tutte le difficoltà e le criticità del servizio sanitario regionale, ma il presidente della commissione anti-'ndrangheta, Arturo Bova, non ci sta e dice sull'ASP di Reggio eravamo al corrente da tempo. Non ci dimentichiamo che al tavolo della conferenza siede pure Santo Gioffre, che era il commissario straordinario dell'ASP di Reggio Calabria nel 2015, io ancora ho negli occhi ma anche nel cuore le parole che lui scrisse al presidente Oliverio e al commissario Scura all'epoca sulla vicenda dell'ASP di Reggio Calabria. 400 milioni d'euro consolidati, debito consolidato ma non certificabile, tant'è che il bilancio del 2013 non è stato mai chiuso e da lì è partita tutta l'escalation di decadenza ancor di più della sanità e del sistema sanitario calabrese.
L''ndrangheta, sottolinea Bova, è una piaga tutta calabrese e non solo, ma ciò che è accaduto all'ASP di Reggio Calabria ha poco di mafioso e tanto di corruzione e illegalità diffusa. Non vorrei che si etichettasse come l'ennesimo fatto mafioso calabrese e si finisse invece con l'andare ad indagare e a vedere quelle ipotesi di malcostume diffuso, di corruzione, di illegalità diffusa che rappresenta proprio l'esempio tipico è la sanità di Reggio e la sanità calabrese. Quando si pagano i doppi crediti, due volte le stesse fatture, quando non c'è Santo Gioffre parlò di una disorganizzazione organizzata, quasi come se il caso lo si vuole, quando non c'è l'area finanziaria, quando non c'è l'area beni e servizi, quando non vengono tenuti i libri obbligatori contabili, quando la Corte dei Conti non può valutare un bilancio consuntivo se approvarlo o no. Di che cosa stiamo parlando? Che c'entra l''ndrangheta in queste cose? È malaffare, è incapacità della classe dirigente, è un apparato amministrativo che ovviamente è colluso e che si presta poi agli atteggiamenti approfittatori dell''ndrangheta. L''ndrangheta interviene laddove vede che c'è decadenza di costumi. E sulla sanità il governatore Oliverio lancia un nuovo allarme, dice aziende sanitarie e ospedaliere sono senza guida e paralisi gestionale. Aggiunge Oliverio, dopo l'approvazione del decreto Calabria sono aumentati degrado e depotenziamento dei servizi. Intanto i sindacati protestano per il mancato avvio dei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Vibo. I ritardi sono inconcepibili, dicono, mentre lo Iazzolino sta morendo. È la chimera irraggiungibile, rincorsa da oltre un quarantennio, annunciata e poi puntualmente rinviata, fermata per qualche intoppo, con la politica ad assistere inerme, quando non complice. La costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia è la storia infinita di annunci, di prime pietre inaugurate a ritmo cadenzato senza che nulla di concreto accada. Anche adesso, quando era sembrato che i lavori davvero avessero avuto inizio o almeno che un cantiere in attività fosse presente. Con una nota congiunta i sindacati CGIL e CISL denunciano lavori che procedono decisamente a rilento. Mentre il vecchio ospedale Iazzolino sembra pronto ad esalare l'ultimo respiro, scrivono i dirigenti sindacali, a smorzare le speranze dei vibonesi vi è la questione relativa al nuovo ospedale che per vicissitudini varie sembra non trovare pace. Ad un anno dalla cantierizzazione e da molto più dalla firma del protocollo di legalità ancora poco è cambiato. I sindacati hanno chiesto più volte un incontro in prefettura alla concessionaria dell'opera, soprattutto per porre l'attenzione dell'ufficio territoriale di governo il fatto che da diversi mesi le maestranze non percepiscono le spettanze di retribuzione. Ma gli appelli della Triplice finora sono caduti nel vuoto. Questo silenzio preoccupa e fa presagire un futuro ancora più incerto dal punto di vista strutturale e occupazionale. Proprio per sollecitare le autorità e spronare l'opinione pubblica, i tre sindacati annunciano l'intenzione di dare vita ad una serie di iniziative per riaccendere i riflettori sulla sanità vibonese. L'impegno è quello di superare l'impasse e garantire così la continuità dei lavori e soprattutto difendere i diritti dei lavoratori. Intanto si sottolinea come incomprensibile il silenzio da parte delle istituzioni regionali e locali in merito ad un'opera che riveste un'importanza strategica non solo per la città di Vibo Valentia e il suo comprensorio, ma per tutta la regione Calabria, al fine di garantire ai cittadini calabresi i corretti livelli essenziali di assistenza e la possibilità di curarsi vicino casa propria senza doversi sobbarcare il carico economico e sociale dei cosiddetti viaggi della speranza. Adesso la schermaglia sulla data delle prossime elezioni regionali. Il centrodestra vuole andare alle urne il 23 novembre. I consiglieri regionali di Forza Italia chiedono un ritorno immediato al voto, mentre Oliverio spinge per l'ultima domenica di febbraio. Il tema della data delle prossime elezioni regionali è stato al centro di un botta e risposta nel corso dell'ultima seduta in ordine di tempo del Consiglio regionale tra esponenti dell'opposizione di centrodestra che chiedono di votare il 23 novembre e il presidente della Giunta Mario Oliverio. Ecco le parole del governatore. Nel rispetto della legge non c'è bisogno di nessun parere all'avvocatura, non so chi l'ha chiesto su parere all'avvocatura io tra l'altro. Non so chi l'ha chiesto perché ogni giorno si tirano fuori notizie che sono frutto di fantasie, non so chi l'ha chiesto, non l'ho chiesto certamente io questo parere,
che sarei quello abilitato a chiederlo, perché come sapete il potere di indire l'elezione a norma di legge e nei termini previsti dalla legge è del Presidente della Regione e di nessun altro. Ecco la risposta del Presidente della Regione, Mario Oliverio, durante la seduta del Consiglio regionale ad una richiesta di chiarimenti rivoltagli dal consigliere Gianluca Gallo in merito ad una presunta richiesta di proroga dei termini di indizione delle prossime regionali. Oliverio chiarisce la sua posizione, comunque non molla la presa. Lui, lo ha detto a chiare lettere, sarà il competitor per la sfida delle regionali, con o senza Partito Democratico. Si voterà in 2 regioni che hanno votato lo stesso giorno, bisogna vedere anche di concertare anche con la regione che ha votato anche lo stesso giorno che ha votato il 23 novembre 2014 il voto appunto che ha chiamato i calabresi il 23 novembre 2014 in Emilia Romagna. Sono scelte di buonsenso, non di oggetto di appunto polemica o di scontro politico, perché se dovesse esserci, come dire, una violazione della legge, allora tanto di, come dire, cappello per chi appunto c'è legittimamente da alzare le barricate, ma per quanto mi riguarda non c'è nessun intento in questo senso. Ma per Fausto Orsomarso di Fratelli d'Italia prima si vota meglio è, e anche per il consigliere regionale del PD Carlo Guccione questa legislatura è giunta al capolinea. Crediamo, al di là dell'appello di Oliverio, a convocare le elezioni nel solco della legalità. Non è un problema di quello che è garantito come norma, no? In ambito costituzionale il Presidente convoca le elezioni. L'unica valutazione che abbiamo sottolineato ieri in Consiglio regionale è stata di valutare l'opportunità di porre fine a una legislatura che ormai va avanti stancamente, con tanti problemi che stanno in campo a partire dal lavoro, e quindi di poter sapere innanzitutto, visto che stiamo costruendo l'alternativa, quando si vota. E per quanto ci riguarda, insomma, si potrebbe votare domenica 24 novembre, insomma, rispettando la tempistica dal nostro punto di vista naturale, fisiologico. Sono passati 5 anni e proviamo a dare un nuovo governo ai calabresi. La data delle elezioni regionali non può essere solo un fatto burocratico. La legge parla chiaro, è il Presidente della Regione che decide dalla data della sua proclamazione a 60 giorni per indire le elezioni. Il problema è che politico è che questa legislatura non si può trascinare così come si sta trascinando anche alla luce dell'ultimo Consiglio regionale. Questo è un punto politico sul quale il centro-sinistra, ma anche il centro-destra debba ragionare. Non credo che, se avviene quello che è avvenuto ieri sera in Consiglio regionale, si faccia nell'interesse dei calabresi. Da questo punto di vista le forze politiche si debbano pronunciare. Anche i consiglieri regionali di Forza Italia chiedono un ritorno immediato alle urne, dicono no al prolungamento di quella che definiscono agonia istituzionale e non sono affatto convinti dell'accostamento del caso Calabria all'Emilia-Romagna. Non esiste, sottolinea Forza Italia, alcun automatismo che imponga alla Calabria di seguire le decisioni della Regione Emilia-Romagna, né esiste alcun obbligo di una data comune. Intanto il deputato di Articolo 1 Nico Stumpo, in vista delle regionali, sottolinea: noi dentro il centrosinistra faremo la nostra parte, ma ritengo, aggiunge, sia giusto e doveroso che il PD faccia chiarezza. Articolo 1, che in molte regioni governa al fianco del centro-sinistra, parla della situazione calabrese, scelte da compiere all'interno del PD, anche se non nasconde di essere favorevole alle primarie per scegliere il candidato della coalizione di centro-sinistra da contrapporre a Mario Chiuto. È del tutto evidente che quindi siamo dentro il percorso e dentro la discussione. Il PD sta aprendo una discussione, c'è stata un'assemblea del Partito Democratico. Io personalmente ho chiesto anche al Partito Democratico Nazionale di accelerare, perché si vota a breve in Calabria, quindi non mi meraviglia la domanda, è del tutto evidente che era parte di questa nostra discussione, però ritengo che spetti al Partito Democratico provare a fare chiarezza. Non mi sono mai sottratto alle primarie
quando si tratta di scegliere candidati per le cariche monocratiche istituzionali. Al PD tocca però individuare il percorso, perché il presidente uscente è del PD e spetta al PD dare una prima indicazione. Poi noi, in ragione di quello che succederà dentro al centro-sinistra, faremo la nostra parte. Ritengo che sia giusto e doveroso però che il PD faccia chiarezza da questo punto di vista. Cambiamo argomento. A Cosenza un cantiere abusivo è stato sequestrato dal nucleo decoro urbano. È proprio d'estate che con la città semideserta si raggiunge il picco dell'abusivismo. Questo lo sa però anche il nucleo decoro urbano della Polizia Municipale di Cosenza, che controlla a tappeto la città e questa volta ha scoperto e sequestrato un cantiere edile che non aveva alcuna autorizzazione in piazza Arnaldo Schettini, nell'ultimo lotto di via Popilia. Il cantiere si trovava su un reliquato di terreno destinato a spazio pubblico, dove però alcune persone stavano costruendo un manufatto in laterizi. Quest'anno, per volontà dell'amministrazione comunale, su disposizione del comandante uscente Giovanni De Rose e del nuovo comandante Giuseppe Bruno, proprio per scongiurare gli eventuali abusi edilizi o l'occupazione di spazi destinati al verde pubblico, l'ispettore Luca Tavernise, responsabile del distacco del nucleo decoro urbano della Polizia Municipale, ha intensificato i controlli su tutto il territorio, monitorando alcune aree a rischio con uno speciale drone aereo che riesce ad individuare i movimenti a terra da un'altezza di 70 metri. Inoltre l'intera zona di via Popilia e altre parti del territorio sono state munite di un sistema di videosorveglianza che sarà in funzione dai primi giorni di agosto e sarà per esempio in grado di leggere una targa automobilistica da parecchie decine di metri di distanza. Quindi tempi duri per gli abusivi. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. La pioggia battente caduta nelle ultime ore sul territorio regionale ha causato diversi allagamenti, soprattutto sulla zona ionica. Interventi dei vigili del fuoco in scantinati ai piani bassi di abitazioni in diverse località, da Sellia Marina a Ciro fino a Cogliano Rossano. Episodi rilevanti sono verificati anche nel Vibonese. A Crotoni, località Margherita, alcune famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale e ospitate nell'edificio scolastico, dopo che la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo arancione per la fascia ionica delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. La situazione è sotto controllo e in via di miglioramento. I Baschi Verdi del gruppo di Crotone e la Guardia di Finanza hanno arrestato 2 soggetti intenti a confezionare 13,2 kg di marijuana. I militari nel corso di controlli hanno individuato un casolare abbandonato a Isola Caporizzuto, dal quale proveniva il forte odore che caratterizza la cannabis indica. Informata la Procura della Repubblica di Crotone, sono iniziate le indagini anche con l'installazione di telecamere. Quando le telecamere hanno ripreso 2 persone entrare nel casolare è scattato il blitz. Carabinieri forestali hanno scoperto irregolarità edilizie realizzate su un fabbricato nella frazione delle Castella Isola Caporizzuto. Gli accertamenti eseguiti hanno portato al deferimento di 4 persone all'autorità giudiziaria. Spacciava tra i turisti e residenti che affollano la piazzetta principale di Schiavonea, il borgo marinaro di Cogliano Rossano, ma è stato fermato dai carabinieri. Un 22enne di Cogliano Rossano è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti, oltre che per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Militari, dopo giorni di pedinamenti e controlli della piazza, mimetizzati tra turisti e bagnanti, sono riusciti a fermare il giovane mentre cedeva dosi di droga anche a minorenni. Il 22enne ha tentato la fuga colpendo alcuni militari, ma è stato immobilizzato. Nel borsello che aveva tracolla è stato trovato un panetto di marijuana pari a 100 grammi e 600 euro in contanti in pezzi di vario taglio, provento dell'attività di spaccio. Il regista Giancarlo Cauteruccio si è raccontato al Museo dei Bretti e degli Enotri nell'ambito del Festival delle Invasioni. Il Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza, nell'ambito del Festival delle Invasioni, ha ospitato il regista Giancarlo Cauteruccio, che si è raccontato in una lezione scenica, una sorta di autobiografia dal vivo, dal titolo Dal teatro della scena alla drammaturgia dello spazio. Tutti gli elementi che appartengono ad altre discipline in teatro si incontrano e creano questo cortocircuito percettivo che potremmo definire del qui e ora. È stato un viaggio a ritroso nel tempo, a partire dalle sue prime esperienze al liceo artistico di Cosenza, fino al suo lavoro personale di sperimentazione dei linguaggi artistici a livello nazionale ed internazionale. Per riuscire a leggere un testo
bisogna svelarne, tecnicamente si dice il sottotesto, no? Ma in realtà bisogna riuscire a decodificare l'architettura di un testo. Giancarlo Cauteruccio, grande innovatore della scena teatrale italiana, da più di 40 anni guida la compagnia Krypton, che ha realizzato l'opera immersiva Nel chiostro del tempo, ospitata permanentemente nel Museo dei Bretti e degli Enotri. Un modo originale e innovativo per promuovere la collezione museale, che sarà fruibile fino al 25 luglio. E sempre a Cosenza, Sere d'estate a Villa Rendano ha offerto un originale spaccato della realtà napoletana e cosentina. Cosenza-Napoli, andata e ritorno. Questo è il tema di un brillante spettacolo talk inserito nel cartellone di Sere d'estate a Villa Rendano. Marta sera, per sti sia passati, che da bottega mi trovava fuori, mi mandano a chiamare i ribucati. Vai! E mi rapà porta una signora, vistuta si può dire in disabile, che dice che io patuto cubile. L'eterno duello tra due mondi, la vita, gli amori, i tic di metà Novecento dell'umanità che attraversava le strade e i quartieri della città antica di Napoli e del centro storico di Cosenza sono stati raccontati attraverso l'umorismo di Franco Calomino e il piglio di Rino Amato. Ognuno di noi nasce con un destino. A mala sorte a voto va, torna. Chi nasce con scartella di terrine, chi nasce con un destino di punta e corna. Io per esempio non mi metto scorna, che non c'è già frasi tardi, l'ha già preso, pensavo sì, ha già avuto qualche corna, ma non a tal punto da sentirmi offeso. Lo sport calcio, un volto nuovo e tante vecchie conoscenze. Il Cosenza si è radunato questo pomeriggio nel solito hotel di Rende che ospita la squadra rossoblù nei giorni che precedono il ritiro. Il volto nuovo è quello di Riccardo Moreo, l'attaccante scovato da Stefano Trinchera nel Prato. Il classe 96 milanese è stato il primo ad arrivare, seguito dagli altri lupi, dal portiere Perina ai difensori Capele e Idda fino a Bruccini, Mungo e Litteri. In tutto 18 elementi, tra i quali i giovani Sueva e Quintiero. Il gruppo effettuerà i test atletici in città e si trasferirà venerdì a San Giovanni in Fiore. Adesso le previsioni del tempo. Siamo nel vivo del peggioramento annunciato nelle puntate precedenti, causato da un'area di bassa pressione in transito sul Tirreno meridionale verso lo Ionio. Le piogge continueranno ad insistere fino al tardo pomeriggio di martedì, mentre dalla serata inizierà un miglioramento del tempo che si completerà nella giornata di mercoledì. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, nel corso della giornata aumento della nuvolosità sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo, temperatura in leggero rialzo. Passiamo ai mari e ai venti, domani mari mossi con venti che spireranno moderati di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.